La novità assoluta sono queste sfere giganti rosse che servono proprio per dare un movimento all'albero e per creare questo effetto spirale sull'albero e quindi dare un tocco di novità con la luce del rosso. Quindi in questo caso abbiamo proprio allestito questo albero con tutte le decorazioni colorate ma dando un colore unico al rosso. Allora, quest'anno c'è come colore predominante l'oro, però il rosso lo segue a ruota. Allora, questi rami secchi si possono mettere innanzitutto dentro dei vasi che possono essere trasparenti, di legno o come stanno meglio appunto nella location dove noi li andremo a mettere, a collocare. E poi molto, molto carine e nuove appunto come novità di quest'anno queste luci a LED su una base di filo di rame. Il colore ritorna proprio sulla decorazione natalizia, cosa che era un po' sparita negli ultimi anni. Sono dei cubi telescopici molto comodi da usare sempre negli uffici, nelle vetrine perché appunto non occupano molto spazio e è una novità perché poi sul cubo si evidenzia molto bene la decorazione natalizia, quindi la pallina.